Benvenuti, oggi è giovedì 12 ottobre 2023. Il sole sorge alle 7.05 e tramonta alle 18.27. La luna sorge alle 19.58 e cala alle 9.37. Oggi la Chiesa celebra San Felice. Felice è un nome di origine latina e il significato, è evidente. Il suo numero fortunato è il 2, il colore il rosso, la pietra il rubino e il metallo l'oro. Ecco un suggerimento per semplificare la pulizia di casa. Avete mai pensato di mettere le griglie delle prese d'aria in lavastoviglie? È o non è un'idea geniale? Considerando che questi oggetti non sono per niente semplici da pulire e che la polvere si accumula negli angoli più nascosti, smontandoli e mettendoli in lavastoviglie li pulirete perfettamente e senza sforzo. Sono 69 oggi gli anni per l'attore romano Massimo Ghini. Inizia la sua carriera come animatore nei villaggi turistici, quindi il teatro con Zeffirelli, Strehler e Gassman. Il suo primo film di successo è Compagni di scuola di Carlo Verdone. Negli ultimi anni per lui solo ruoli nella commedia leggera, in particolare nei cinepanettoni. Della sua vita privata ricordiamo la relazione con Sabrina Ferilli e il matrimonio con Nancy Brilli, durato 3 anni. Compie 55 anni il collega australiano Hugh Jackman, noto soprattutto per l'interpretazione del mutante Wolverine nella saga cinematografica degli X-Men, ruolo rifiutato da Russell Crowe. Il film con cui conquista la critica è il musical del 2012 Les Misérables, che gli procura il Golden Globe come miglior attore e la candidatura all'Oscar. L'ultimo festeggiato di oggi è il cantautore bolognese Luca Carboni, che raggiunge i 61 anni. Già a 6 impara a suonare il pianoforte, quindi da ragazzo lavora a lungo in un'azienda di carrozzine e giocattoli e come commesso in un elegante negozio di abbigliamento. Il debutto sulla scena musicale arriva nel 1981, ma per il successo deve aspettare l'87, quando esce Silvia lo sai. L'ultimo album, Sputnik, è del 2018. È una data che conosciamo tutti, la impariamo da bambini e ci accompagna per tutta la vita. Il 12 ottobre del 1492, oltre 500 anni fa, Cristoforo Colombo scoprì l'America. Dopo aver attraversato l'Atlantico con le leggendarie 3 navi, la Niña, la Pinta e la Santa Maria, toccò terra sull'isola di San Salvador, convinto di trovare le Indie. Da quel momento, per convenzione, è nata l'età moderna. Un'opera che incarna il genio di Leonardo da Vinci, il dipinto Salvator Mundi. È attualmente il capolavoro artistico più costoso al mondo. Nel 2017 è stato venduto all'asta da Christie's per un incredibile valore di 450,3 milioni di dollari. È il momento di scoprire il vostro oroscopo con Marco Amato. Buongiorno ai 12, oggi è l'ingresso di Marte in Scorpione. Marte, dopo essersi un po' catartizzato in bilancia con le sue razionalità, torna a essere il Marte più sensuale dello zodiaco. Vediamo cosa accade. Ariete, ottima la sferzata di energia, il vostro pianeta finalmente è in un campo congeniale, seppure d'acqua, ma Marte in Scorpione è potente e voi riprendete delle energie attive e passionali che servono davvero molto in questo periodo così complesso, nuovo e complicato e pieno di entusiasmi. Toro, inizia un'opposizione con Marte. I giorni precedenti vi sono serviti a dare delle soluzioni e a tirare un sospiro di sollievo. Adesso dovrete gettarvi a capofitto verso qualcosa di più pratico, di più furtivo e di marciare ad un ritmo che non ammetterà le lentezze paciose tipiche del vostro segno zodiacale. Gemelli, Marte abbandona il regno della bilancia per andare Scorpione, quindi c'è un calo di forze e di energie pratiche, vi potrete sentire un po' persi e la Luna potrà premere su di voi per farvi avere voglia di qualcosa che cancelli quel senso di noia. Cancro, giornata splendida oggi, visto che un altro alleato del vostro cielo si sta finalmente configurando in una posizione a voi congeniale. Marte in Scorpione, quindi un bellissimo trigono di passioni che, unito a Venere e a Luna in sestile, oggi farà di questa giornata una giornata passionale, intima e meravigliosamente intensa. Leone,
Oggi inizia la quadratura di Marte in Scorpione. Probabilmente questo pianeta vi proporrà tutta una serie di interrogativi su come mandare avanti famiglia, affetti e passione. È necessario stabilire con il partner alcune coordinate. Vergine, giornata quanto mai interessante, visto che adesso finalmente un altro alleato rende tutto molto più pratico. Marte in Scorpione è in sestile, quindi lo potete utilizzare e fare delle cose praticamente attive che vi porteranno a concludere una serie di sospesi che non vi facevano dormire la notte. E in più sapete che c'è passione. Bilancia, la passione di Marte nei vostri gradi non ha granché molto funzionato, ma adesso che è in Scorpione non avete più scuse per dire che siete stanchi o stressati o nervosi. Riprendete il vostro aplomo morbido e elegante. La bella Venere richiede tra l'altro di lavorare molto su queste dinamiche, quindi impegnatevi e tornate a essere quegli eleganti signori dello zodiaco che con un Sole e Mercurio nei propri gradi possono finalmente gioire un po'. Scorpione, protagonisti della giornata con Marte, uno dei vostri pianeti che entra nei vostri gradi, e finalmente quell'energia passionale, attiva e intensa che vi mancava da molto. Venere e Luna sono anch'esse alleate, e vi avevano promesso le stelle che sareste stati bene e che avreste avuto un nuovo amore. Sta per iniziare tutto, gioite. Sagittario, ebbene, Marte non vi appoggia più in 12ª casa, quindi è il caso di riflettere su alcune vostre tirate di ingegno che a volte possono essere controproducenti. Intanto passione e amore sembrano un po' latenti dalla vostra vita. Cercate di recuperare le fila di qualche rapporto importante. Capricorno, Luna e Venere incredibilmente solidali con voi, ma da oggi arriva anche Marte a rendervi più passionali, intensi, forti e belli. Oggi è una giornata in cui siete assolutamente irresistibili e anche vincenti. Occorrerà vedere amici, ricreare una squadra magari per uno sport e farvi venire delle brillantissime idee in mente per riprendere una parte un po' più goliardica della vostra vita. Acquario, la giornata di oggi prevede la fine dell'appoggio di Marte, quell'energia attiva e super dinamica che Marte vi dava in trigono, seppure un po' claudicante data la sua presenza in bilancia, lascia spazio al Sole e al Mercurio però di rendervi ancora una volta più intellettuali, originali e di partorire qualche idea nuova. Molto probabilmente per voi si configurano delle proposte, delle occasioni lavorative su cui dovrete riflettere con l'aiuto di qualcuno di veramente competente. Pesci, la giornata di oggi prevede una luna un po' impietosa con un Mercurio che agita un po' di sentimenti, un po' di commozione probabilmente, ma sicuramente potrete stare molto sereni per quello che riguarda l'assetto familiare. Buone notizie che sembrano risolvere un problema anche economico, legale o contrattuale. Intanto per voi si prepara una fase molto più dolce e riflessiva. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Doveva essere provvisorio, ma l'inno di Mameli, adottato il 12 ottobre del 1946 per rappresentare la nostra nazione, è rimasto fino ad oggi. Conosciuto come Fratelli d'Italia, nacque in realtà col titolo di Canto degli Italiani, scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847. Fu scelto per l'immediatezza dei versi e l'impeto della melodia, composti durante la stagione risorgimentale. Io ho la testa spesso tra le nuvole e non mi accorgo che magari mentre sto guardando o facendo qualcosa, vicino a me sta succedendo dell'altro. Fiddling while Rome burns è l'espressione che si usa in questo caso, letteralmente giocherellare mentre Roma brucia. Insomma, perdere tempo mentre qualcosa di importante come la distruzione di Roma sta avvenendo. Non avete visto alcune puntate di Almanacco? Nessun problema, potete vederle tutte su YouTube nel nostro canale Sicilia Play, quando volete. La
prova era una rudimentale mappa che sosteneva di aver estorto a un naufrago in punto di morte. Confermava quello che Cristoforo Colombo aveva sempre pensato, cioè che al di là dell'oceano ci fosse terra, per precisione l'India. Ma il viaggio era lunghissimo e lo spreco di soldi e vite sarebbe stato enorme, gli dicevano. Quanto alle vite, rischio innanzitutto la mia, rispondeva lui. Gli altri marinai sarebbero stati scelti tra avanzi di galera. Fu così che, nello scetticismo generale, il 3 agosto del 1492, il matto partì da Palos con 3 caravelle e un equipaggio di disperati. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ho riconosciuto la felicità dal rumore che ha fatto andandosene.